Mercoledì 12 marzo, Piazza dei Signori a Vicenza e come potete vedere deserta, poche persone che ancora escono, magari di corsa per fare una spesa, per prendere le ultime cose che servono per poi tornare in casa. L'ultimo decreto del governo ha portato alla chiusura di tutti gli ultimi bar, ristoranti che erano ancora rimasti aperti, che c'era il decreto precedente che prevedeva la chiusura alle 18. Da oggi tutto è chiuso, la città di Vicenza si ferma. Una città sempre più deserta, i pochi che escono lo fanno con passo veloce, lo stretto necessario. Attorno nella piazza, sotto i portici, ci sono solo serrande abbassate di bar, ristoranti, negozi. Chi aveva già chiuso nelle scorse ore, altri con il nuovo decreto. Al lavoro qualche addetto alle consegne, il passo è veloce, ci si incrocia con qualcuno, ci si parla da lontano come fanno queste ragazze, un saluto e poi via. Qui siamo in Corso Palladio, anche qui poco cambia la situazione, pochissima gente, chi si muove per fare la spesa o per motivi di lavoro. Ha fatto scorta? No, per lavoro, sì, certo, ho un tesserino per cui io posso circolare, poi mi metto a riposo. Comunque ha fatto scorta per i prossimi giorni? No, non scorta, è una spesa normale. Senta, questo decreto nuovo che blocca tutto, chiude tutto, come lo vede? Mi affido a questo decreto con fiducia. Spero che quello che si fa serva a qualcosa, ma io Io ho la famiglia lontana. Come si fa a stare con la famiglia lontana? E va bene. Questo decreto però ci voleva, secondo lei, questo decreto di chiusura completa? Sì, ci voleva. Assolutamente. Grazie. Sospesa l'apertura al pubblico degli uffici licenze, armi e passaporti della Questura di Vicenza. Ridotto il servizio degli uffici postali, tra quelli aperti a orario continuato fino alle 19.05 a Vicenza, in via Mercato Nuovo, a Schio e in centro a Bassano. Mezza giornata per altri uffici sparsi per la città e il territorio, altri aperti un giorno sì e uno no. In centro, piazzetta San Lorenzo, resiste il mercato, ma solo di generi alimentari. Usciti dal centro storico con la macchina abbiamo percorso quelle che fino a qualche settimana fa, prima del contagio, erano le vie di maggior traffico cittadino. Oggi sono desolatamente vuote.